Buongiorno, bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea diretta e contributi dal territorio. Partiamo subito con l'incontro di questa mattina a Tor Viscosa tra i vertici della Bracco e la Regione Friuli Venezia Giulia per parlare del futuro del polo chimico della città. Ce ne parla Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Tor Viscosa davanti allo stabilimento Bracco dove oggi c'è una visita importante del presidente, del governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, e con noi c'è anche l'assessore regionale Bini, l'assessore regionale alle attività produttive. Accanto a me anche l'amministratore delegato appunto della Bracco, Fulvio Renoldi Bracco, della Bracco Imaging. Intanto vediamo con l'assessore quali sono le novità che riguardano proprio la chimica nella nostra regione, quali sviluppi ci possono essere, assessore? Ma sviluppi molto importanti e devo ringraziare per questo le imprese del comparto. Oggi ci verrà presentato un importantissimo investimento dal valore superiore, immagino, ai 100 milioni di euro, quindi molto importante, in grado di raddoppiare di fatto lo stabilimento attuale, di garantire un aumento occupazionale del 30% rispetto al già importante numero di occupati. Beh, guardate, dopo 20 anni con la Giunta Fedriga si è riusciti un po' e stiamo lavorando per sbloccare un impasse commissariale di un'importante area industriale, quella della Ussacorno per il Friuli Venezia Giulia. Quindi guardate, io ho già una lista molto nutrita di imprenditori disposti e disponibili a venire ad investire in queste latitudini, quindi creare molti posti di lavoro, investire diversi milioni di euro. Quindi stiamo riportando sotto il cappello di fatto del COSEF, del consorzio, questa importante area economica, industriale. Parliamo anche dello stabilimento, entriamo nello specifico. Quali sono le prospettive, i programmi, l'occupazione? Perché Tor Viscosa ha sempre puntato chiaramente su questo stabilimento e sul riuscire a trovare occupazione a chi vive qui nella zona. Sì, Bracco è molto legata a questo territorio, è legata storicamente proprio per le radici che la famiglia ha con la comunità, soprattutto giuliano-dalmata, e quando alla fine degli anni 90 si è deciso di venire su questo territorio lo si è fatto per diverse ragioni, tra cui anche quella dell'opportunità di un rilancio di questo sito, che è un sito storico molto importante, la disponibilità di persone, di competenze e anche ragioni affettive. Oggi siamo in un momento di grande rilancio e quindi noi siamo molto contenti di partecipare a questa fase che dà una grande opportunità alla Regione e proponiamo di fare un ulteriore aumento solamente significativo che, sommato all'investimento che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, raddoppia sostanzialmente la capacità di questo sito, il che vuol dire che raddoppia anche quasi il livello occupazionale e soprattutto consente di allargare l'indotto in maniera tale da dare un beneficio a tutta la Regione. Io auspico che il lavoro insieme alla Regione e al Comune vada avanti velocemente, perché l'opportunità è un'opportunità che va colta e noi siamo molto disponibili a investire in un territorio che ci ha sempre dato ragione di questa scelta. Senta, il vostro settore nell'emergenza, che cosa, praticamente come ha risentito dell'emergenza e quali sono le aspettative adesso? Perché sappiamo un settore importante, quindi anche che abbraccia la farmaceutica, un po' tutte queste cose legate alla scienza, alla medicina. Ma la diagnostica per immagini gioca un ruolo estremamente importante nella medicina. Lo ha giocato e lo gioca anche per quanto riguarda il Covid. Anzi, ci tengo a rimarcare che per quanto riguarda la pandemia noi abbiamo lavorato con un consorzio di ospedali mettendo a disposizione risorse per fare delle applicazioni di intelligenza artificiale che sono state offerte in modo assolutamente gratuito agli ospedali per poter diagnosticare preventivamente quella che poteva essere la possibilità dei pazienti di essere ospedalizzati o di andare in terapia intensiva.
La diagnostica per immagini gioca un ruolo al di là del Covid chiaramente ed è un po' la base della medicina moderna e noi oggi stiamo puntando moltissimo sulla diagnostica di precisione. Questo sito lavorerà sia su prodotti importanti delle aziende che fanno parte del core business, ma potrà lavorare anche su prodotti, su nuove tecnologie innovative. Ecco, perché in questo momento è importantissimo, no? Operare, rinnovarsi, si parla di innovazione tecnologica anche appunto in medicina, però nel nostro paese è più difficile anche ottenere finanziamenti per la ricerca. Allora, il nostro paese ha delle risorse meravigliose che sono le persone, sono le università e penso che uno dei nodi sia quello di riuscire da una parte a mantenere i ricercatori che escono da queste bellissime università all'interno del nostro paese, inserendole nel sistema di ricerca anche nel sistema produttivo. È una sfida che abbiamo e che dobbiamo assolutamente vincere perché sono troppi giovani che vanno ogni giorno a trovare opportunità all'estero. Noi anche qui è una sfida che vogliamo cercare di giocare insieme, ma è una sfida di sistema, per cui le aziende hanno un importante ruolo, ma come ce l'hanno le istituzioni che devono fare la loro parte. La ringrazio e con questo da Tor Viscosa è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregoratto. A margine dell'incontro il Presidente della Regione Massimiliano Federica ha parlato anche della riapertura dei luoghi della cultura, dello sport. Sentiamo. Bilancio positivo di questa visita alla Bracco di Tor Viscosa, quindi la Regione ha un occhio di riguardo proprio per quanto riguarda la chimica. Ma soprattutto abbiamo occhio di riguardo per chi vuole investire in Friuli-Venezia Giulia. Gli investimenti che Bracco sta garantendo e continuerà a garantire sono un segnale importante per il sito sicuramente di Tor Viscosa, ma non solo, penso per la Regione perché è uno dei molti importanti investimenti che stanno sviluppandosi in Friuli-Venezia Giulia. Stiamo parlando di investimenti di milioni, anzi di centinaia di milioni di euro. Ne ho presentato uno la scorsa settimana, oggi sono qui a vedere la prima parte di un investimento che supererà i 100 milioni di euro, quindi è chiaro che il Friuli-Venezia Giulia desta grande interesse e mi auguro che anche le misure regionali che abbiamo messo in campo, sia da supporto all'impresa sia misure di carattere economico, abbiano contribuito a questo diciamo, nuova primavera della produzione in Friuli-Venezia Giulia. Senta, esuliamo dall'argomento appunto chimica e parliamo delle decisioni del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda appunto il decreto legge rilancio. Lei ha espresso soddisfazione, adesso maggiori aperture, quindi dal lunedì della prossima settimana, dall'11 di ottobre, maggiori aperture nelle discoteche, negli spazi all'aperto, anche al chiuso. Sì, esatto. Al 100%, luoghi da cultura, dal 35 al 50% le discoteche al chiuso, 75% all'aperto, lo sport con gli stadi, come pensiamo soltanto alle attività sportive che facciamo nella nostra regione. Sì, ho detto al governo, e l'avevo detto anche antecedentemente all'ultimo incontro, che è necessario un ritorno alla normalità, con prudenza non c'è dubbio, utilizzando gli strumenti che abbiamo oggi, penso al Green Pass, che però devono essere uno strumento di apertura. E un'apertura per esempio per le sale da ballo del 35% voleva dire non farla aprire perché economicamente non era sostenibile. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare con il buon senso ma anche con la consapevolezza che le risposte di cui ha bisogno il Paese è anche quello appunto, soprattutto certe attività che sono state massacrate dalla pandemia, di poter ricominciare. Penso che lei provi soddisfazione per il fatto che appunto le sue istanze siano state raccolte. No, sono contento ovviamente, infatti a fine ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario Garofoli, con i ministri Gelmini e il ministro Speranza, e sono stato contento che le istanze delle regioni e del Friuli-Venezia Giulia siano state recepite. Penso che siano oltretutto proposte responsabili, non è che abbiamo proposto l'impossibile, ma di buon senso, di equilibrio e che servono al Paese. Ecco, per quanto riguarda invece tasse, quindi l'incontro di Matteo Salvini con Giorgetti, quindi anche in questo caso lei ha espresso soddisfazione per l'esito, in sostanza che cosa è emerso? Ma no, abbiamo fatto una riflessione, io, Salvini e Giorgetti, rispetto alle istanze da far valere
nella compagine di maggioranza, che è comunque una maggioranza difficile, che pensiamo possano essere utili in questo periodo al Paese. Sicuramente il fatto che non ci sia un aumento della pressione fiscale, soprattutto sulla casa, che è un bene primario per i cittadini, ma è un settore che oggi sta ricominciando a correre e offre grandi opportunità di lavoro. Fare scelte che vadano a indebolire questo settore vuol dire indebolire quelle opportunità di lavoro e quelle opportunità che si stanno creando per le imprese, che rappresentano uno dei fattori principali della ripresa post pandemia. E quindi su questo dobbiamo dirlo con chiarezza, che non possiamo permetterci un aumento della tassazione. Ecco, e comunque c'è una preoccupazione diffusa sull'aumento materie prime, sull'aumento carburanti. Ecco, che cosa si può fare a livello regionale ma anche nazionale, perché le decisioni arrivano, no, a livello internazionale? No, io penso che la principale protagonista dovrebbe essere l'Unione Europea. Penso che è un momento in cui l'Europa serve e serve a proteggere il mercato europeo, perché non è un problema italiano ovviamente, è un problema di approvvigionamento di materie prime, il costo dell'energia appunto, in cui l'Europa deve fare il suo ruolo, ovvero tutelare le produzioni e le filiere europee stesse, quindi anche italiane e quindi anche del Friuli Venezia Giulia. Noi assistiamo a fenomeni nel quale sia la materia prima o la componentistica che arriva dall'estero, ma anche la materia prima prodotta in Europa viene venduta ad altri continenti, penso a Cina e Stati Uniti, non semplicemente con normali dinamiche di mercato, ma con una speculazione incredibile visto le forti richieste. L'Europa in questo caso deve tutelare la produzione europea. Quindi due fattori: uno, quella purtroppo poca ma produzione interna che abbiamo deve rispondere prima di tutto alla filiera europea. Secondo fattore, dobbiamo pensare anche in prospettiva, perché adesso misure emergenziali come possono essere il cambiamento dei prezzi, facciamole benissimo, ma in prospettiva noi dobbiamo far sì che all'interno dell'Unione Europea ci sia tutta la filiera, penso ai microchip, penso a moltissime altre parti componentistiche, che possa garantire un'autosufficienza in caso di emergenza e di tensione di mercati europea, altrimenti vuol dire che l'Europa e l'Italia compresa saranno sempre ricattabili e sempre alla mercé di altri soggetti. Qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con voi. La pandemia ha messo allo scoperto la vulnerabilità informatica delle istituzioni e delle aziende. Serve un cambio di passo sul fronte della sicurezza. È quanto emerso dal convegno sulla cyber security organizzato da Confindustria Udine. Un nemico invisibile che causa danni ingenti alle aziende. A fronte di 945 miliardi di dollari di danni generati dal cybercrime nel 2020, nello stesso anno la spesa globale in ICT security è stata di 145 miliardi di dollari. Per ogni dollaro investito in sicurezza dai difensori, gli attaccanti hanno causato 7 dollari di perdite. Si può partire da questo dato per comprendere come la battaglia contro gli attacchi informatici è tutt'altro che vinta, né tantomeno va sottovalutata. Di sicurezza informatica aziendale si è parlato a Palazzo Torriani nel convegno organizzato da Confindustria Udine. Nessuna azienda, purtroppo, ha rilevato la presidente Anna Mareschi Danieli, è immune dal rischio di un attacco informatico che può tradursi in un furto di dati o nel blocco di sistemi e servizi. Dobbiamo tenere alta la guardia, ha sottolineato, perché questo nemico è invisibile e molto pericoloso. Proprio la pandemia ha messo in luce la vulnerabilità informatica non solo delle aziende, ma anche delle istituzioni. C'è sicuramente bisogno di una nuova cultura, visto che il digitale ormai sta entrando nelle case di tutti, oltre che nelle aziende. Sicuramente la necessità di una nuova cultura, di una nuova era, sia da parte del settore della pubblica amministrazione, quindi in primis il mio mondo, il mondo investigativo di contrasto, ma anche il mondo imprenditoriale, il mondo delle aziende private. Chiaramente oggi uno dei tanti core business della criminalità organizzata è il possesso, l'intercettazione sul mondo virtuale dell'informazione, i big data, la necessità sempre più spesso di avere a disposizione tutta una serie di dati che permettono tutta una serie di attività delinquenziali, quindi dall'estorsione e quindi dalla possibilità di bloccare sistemi. Ricordiamo da ultimo il problema della Regione Lazio, della banca dati
della sanità della Regione Lazio, ma anche semplicemente un discorso di politiche commerciali scorrette, quindi l'individuazione di praticamente di gusti, orientamenti, tutta una serie di informazioni che riguardano la clientela e il pubblico, che poi servono poi a volte in modo anche criminale di orientare certe scelte. Quindi la psicometria ci sta insegnando assolutamente questo nuovo approccio. Conoscenza sempre più approfondita delle procedure di sicurezza, perché il problema spesso l'80% degli incidenti in materia informatica sono dovuti a una manconoscenza delle procedure di sicurezza da parte dei singoli dipendenti, dei singoli utenti. Sicuramente oggi il problema del Covid ha accentuato il problema, perché si è messa a nudo probabilmente un'architettura fisica di hardware informatica carente, non più adeguata ai tempi, soprattutto alla possibilità di lavorare in posizione remota fuori dall'azienda, e sia una minor conoscenza delle procedure di sicurezza e degli strumenti che invece devono essere seguiti, utilizzati, e buone maniere che devono essere poste in essere proprio per prevenire gli attacchi che, quello che vediamo, sono sempre più spesso provenienza della comunità organizzata straniera. E proprio ad un attacco hacker sarebbe riconducibile il recente down di WhatsApp, Facebook e Instagram. Sicuramente questo è una delle idee, delle tesi investigative, piste investigative che vengono seguite, e che chiaramente spesso oggi, anche per la sicurezza di certe delle reti informatiche, quando c'è un incidente di questo genere si presuppone sempre che c'è sempre un attacco di un hacker o comunque di un'organizzazione criminale a monte che persegue chiaramente degli illeciti criminali, soprattutto di tipo economico. Da questo punto di vista noi per fortuna non abbiamo subito attacchi. Devo dire che il livello di sicurezza della regione Friuli-Venezia Giulia è molto elevato, perché già dal 2015 INSIEL si è interessata ad aumentare i livelli di sicurezza. Abbiamo dei tecnici che H24, 365 giorni su 365, si occupa di sicurezza, quindi va a valutare ogni cosa. E la riprova l'abbiamo avuta quest'anno, quando lo smart working ha fatto in modo che i funzionari lavorassero da casa e che quindi aprissero molteplici porte verso gli attacchi informatici. Ecco, da noi non è avvenuto proprio perché abbiamo aumentato i livelli di sicurezza. Questo perché siamo assolutamente convinti che la digitalizzazione non è soltanto un mercato in cui arrivare così tranquillamente. Bisognerà fare investimenti. €1 di digitalizzazione corrisponderà a un altro euro di investimento in sicurezza. Soltanto a questi livelli possiamo sperare che i cittadini e le imprese viaggino in un mondo sicuro e non nel Far West, che invece rischiamo di andare a sbattere in un mondo in cui i cittadini troverebbero grosse difficoltà a muoversi. Abbiamo il dovere quindi di assicurare, visto che stiamo vivendo un momento di transizione. Quando si parla di transizione digitale dobbiamo capire che tutto il valore della nostra società sta andando nel mondo digitale. Oggi facciamo operazioni bancarie, diamo i nostri dati con estrema tranquillità ad Amazon piuttosto che a Facebook. Ecco, dobbiamo far capire che questa rivoluzione deve andare di pari passo con una nuova cultura della sicurezza, e la cultura della sicurezza non si farà più soltanto sulle strade, ma anche nel mondo del digitale. E parte questa sera alle 18:30 la sesta edizione di Maman, la trasmissione in friulano per bambini coprodotta da Telefriuli e Arlef. Ad accompagnare i piccoli telespettatori è sempre Daria Miani, che per questa stagione propone tante nuove rubriche divertenti. Novità di quest'anno è il cartone animato Oraci l'Inuit, ambientato al Polo Nord. Ne abbiamo parlato con Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, e anche con Rita Maffei, che ha diretto il doppiaggio in Marileng del cartone animato. Vediamo. Al via venerdì 8 ottobre alle 18:30 la sesta stagione di Maman, programma poi in replica la domenica alle 7 e alle 13. Un'avventura targata Arlef e Telefriuli che si è consolidata nel corso degli anni. È così, Presidente Cisilino? Assolutamente sì, siamo alla sesta edizione, è un'edizione importante che vede un nuovo cartone animato che è Oraci l'Inuit, è appunto questo Inuit accompagnato dalla sua amica
che si occupano appunto del loro ambiente, quindi di tutte le tradizioni riguardanti la parte, diciamo, artica, ma anche l'ecologia, l'ambiente, e poi c'è tutto il contorno che riguarda appunto la struttura di Maman, che vede appunto la grande professionalità delle nostre conduttrici e che vede anche grandi rubriche che sono molto seguite, come la posta dei lettori, ma anche il corso di cucina, eccetera. Una trasmissione rigorosamente tutta in friulano dall'inizio alla fine, quindi anche relativamente alle rubriche, al cartone animato, rivolta ai bambini da 3 a 6 anni, anche se possiamo insomma dire che la fascia d'età può tranquillamente ampliarsi. È vero, la fascia di età è ben più ampia, può coinvolgere anche gli adulti, non c'è nulla da stupirsi, ma comunque vediamo che è molto seguito. E su questo devo dire che anche l'emittente ha giocato una parte importante, che è quella di credere in questo programma che in questo momento appunto ha questo grande successo e questi buoni risultati si raggiungono con una grande collaborazione. A guidare i bambini, ma non solo loro, anche i loro genitori, che sappiamo divertirsi soprattutto nel seguire i cartoni animati, sarà anche quest'anno Daria Amiani. Dicevamo, ogni stagione è contraddistinta dal suo cartone animato. Quest'anno è stata scelta una serie catalana ad occuparsi della traduzione in marilenghe, quindi a guidare tutta l'opera di traduzione è stata Rita Maffei, alla quale chiediamo di raccontarci come è stata vissuta questa esperienza particolare. L'esperienza di doppiaggio è stata davvero molto divertente, spero che divertirà allo stesso modo anche gli spettatori. Il mondo degli Inuit è un mondo divertentissimo e devo dire che per questa occasione abbiamo avuto un eccezionale gruppo di lavoro, un'equipe che parte dai traduttori veri e propri dei dialoghi che mi sono stati vicino, come Angeli Custodi dello Sportel Furlan, che hanno seguito tutto il lavoro di doppiaggio, Barbara Bregant che ha lavorato per l'adattamento dei dialoghi, Vittorio Vella che è stato un eccezionale studio di registrazione e post-produzione, e voglio fare giusto 2 nomi, quelli dei protagonisti. Orassi e Sedna sono i bambini protagonisti del cartone animato che vengono doppiati da Nicoletta Oscuro e da Roberta Colacino. È un cast pieno zeppo di bravissimi attori friulani e devo dire che il lavoro di equipe è stato quello che davvero ha reso piacevoli e divertentissime tutte le puntate. È sicuramente adatto a tutti, anche noi da adulti ci siamo divertiti moltissimo, anche perché è molto visivo, ci sono dialoghi molto divertenti, i personaggi sono tutti disegnati molto particolarmente, con le diverse voci dei diversi attori che hanno saputo adattare la propria voce al personaggio come deve essere, e credo che anche da un punto di vista visivo, cosa che va ovviamente al di là del doppiaggio, è molto piacevole, i panorami sono straordinari. E un'altra novità adesso, 4 documentari di viaggio dedicati ad alcuni tra i più suggestivi e defilati angoli della Terra. Sono stati realizzati da Fabrizio Zanfagnini e saranno proposti su Telefriuli il venerdì alle 21 a partire da questa sera. Gli straordinari paesaggi della Namibia con i suoi animali selvaggi, quelli infiniti della Patagonia e della Terra del Fuoco, quelli glaciali dell'Islanda, la loro essenza è raccontata dall'autore in Incantesimi del mondo. Il Covid-19 ha pesantemente condizionato i viaggi e così anche il lavoro dei documentaristi, come racconta Fabrizio Zanfagnini. Sentiamo. In effetti coloro che si dedicano alla produzione di documentari e cortometraggi, come nel mio caso, hanno dovuto attingere in questi ultimi tempi il girato pre-Covid per realizzare dei prodotti interessanti, soprattutto se raccontano paesi e paesaggi lontani. In questa serie televisiva ho voluto montare per Telefriuli 4 video che sono stati girati in 4 continenti diversi: l'Europa, l'Africa, l'America
e l'Asia. In ciascuno di essi ho voluto esplorare dei posti veramente straordinari, appena sfiorati dal turismo di massa. Il contatto con i luoghi suggestivi e grandiosi a diretto contatto con la natura mi ha consentito di riprendere dei paesaggi davvero affascinanti che mi auguro possano essere apprezzati nelle immagini che verranno trasmesse a breve. In Asia mi sono recato in Kashmir, una zona dell'India a confine con il Pakistan, che conserva antiche tradizioni e preziose testimonianze del passato. Le immagini di questo documentario toccano anche il Ladakh, quel pezzo di Tibet che è rimasto all'India dopo l'ingresso della Cina nel paese buddista. L'attuale Ladakh è forse il Tibet più autentico, in cui le tradizioni vivono dei numerosi templi che costellano il paese. Nel video viene raccontato anche il passaggio del Khardung La in Himalaya, il passo più alto del mondo a 5.700 metri di quota. In Europa invece ho voluto rendere partecipi gli spettatori dei colori e delle stravaganti forme geologiche delle zone interne dell'Islanda, tra ghiacci, vulcani e silenzi irreali. L'Islanda è un territorio in cui si toccano le due placche continentali più importanti, quella europea e quella americana. A causa di questo impressionante fenomeno, tutto in questo paese è in continuo movimento. Ghiacciai, eruzioni vulcaniche e una quantità infinita di cascate sono il cuore pulsante di questo complesso sistema naturale. Nel video dedicato all'America, invece, mi sono concentrato nella parte meridionale di questo immenso continente, con particolare riferimento all'Argentina e al Cile. Più precisamente alla Patagonia e alla Terra del Fuoco. Anche qui è stato facile mettere gli accenti sulla grandiosità delle Ande, con le vertiginose pareti del Cerro Torre, colte in un momento di raro bel tempo, per scendere poi con un percorso in auto di alcune migliaia di chilometri alla Terra del Fuoco, dopo aver attraversato naturalmente lo Stretto di Magellano. Chiude la serie di queste trasmissioni il fascino dell'Africa e in particolare quello della Namibia, un paese strano, fatto di deserti, di savane e di tantissimi animali. E con queste splendide immagini si chiude anche per oggi. A voi la linea dell'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.